Radio Magica Academy presenta Il meraviglioso pavimento sempre sporco, una storia dedicata al mosaico del pavimento non spazzato, conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia. Ottavia era la moglie di un ricco commerciante di Aquileia. Viveva nel lusso, trascorrendo le sue giornate tra grandi dormite, lunghi bagni e ore a farsi pettinare dalla sua ancella. Un giorno, proprio mentre veniva pettinata, pensò che bisognava trovare qualcosa di più entusiasmante da fare e decise di rinnovare la sua casa. Così, a pranzo, davanti alla tavola imbandita, affrontò la questione col marito. Che ne pensi di fare pavimenti? Ti va? Dobbiamo proprio, rispose lui. Oh sì, lo voglio. Dovranno essere i più belli della città. Ottavia voleva un pavimento raffinato, ma allo stesso tempo anche sontuoso, che trasmettesse agli ospiti la ricchezza della famiglia. Così mandò il marito dal miglior mosaicista di Aquileia, un certo Alekos, arrivato qualche anno prima dalla Grecia. Il marito di Ottavia, arrivato da Alekos, gli commissionò il lavoro dicendo che gli serviva un mosaico per la sala da pranzo che raffigurasse l'abbondanza dei banchetti che si organizzavano nella loro ricca casa. Il mosaicista e il suo assistente ci pensarono un po' su. Alla fine Alekos disse: «Va bene, realizzerò un mosaico che ad Aquileia nessuno ha mai visto». Così il maestro mosaicista e il suo assistente iniziarono a realizzare il loro mosaico nella sala da pranzo di Ottavia e del marito. Ogni tanto la coppia cercava di sbirciare, curiosa di vedere come stava venendo il pavimento, ma il maestro Alekos era risoluto e non faceva entrare nessuno. Qualche settimana dopo, Alekos mandò a chiamare i padroni di casa. Ottavia e il marito guardarono il pavimento. Alekos aveva fatto un capolavoro. Le decorazioni mostravano i resti di un sontuoso pasto. C'erano lische di pesce, resti di cibo, ossi e avanzi di ogni genere. Il nostro pavimento è unico. Tutte le matrone di Aquileia vorranno averne uno in casa, disse Ottavia. Già, e io non dovrò fare troppa fatica a pulirlo, pensò la sua ancella, tanto sembrerà sempre sporco.